Si è svolta a Bivona la 36esima edizione della Sagra della Pesca di Bivona, dell'artigianato locale, presente all'evento anche il sindaco di Agrigento Miccichè, in omaggio alla designazione della nostra città, capitale della cultura e la sinergia che si potrà creare per il territorio. Ricordiamo che la pesca di Bivona, meglio conosciuta come varietà della montagnola, ha avuto riconoscimento IGP, è un frutto particolarmente apprezzato per la polpa densa succosa di colore bianco crema, con accenni rossastri dal sapore dolce e aromatico. Durante l'evento si è potuto anche gustare come la pesca e tanti prodotti a base di questo frutto. Nel corso della 2 giorni anche momenti di intrattenimento con i gruppi locali folcloristici, la mossa mercato artigianale, i laboratori creativi, il tour per le vie della città, convegni sul tema. La pesca di Bivona ormai che è entrata nella grande distribuzione ormai da anni, dà la possibilità a tante famiglie, non solo di Bivona ma di questo territorio, di poter portare un reddito e quindi di evitare che si crei quello spopolamento, anche se c'è sempre purtroppo i giovani che se ne vanno, però devo dire che l'agricoltura ormai rappresenta un settore fondamentale per queste comunità. Oggi anche il sindaco di Agrigento a tagliare il nastro. Sì, proprio per rappresentare ho invitato l'amico Franco Miccichè, proprio perché noi crediamo in questo grande risultato che ha raggiunto la città di Agrigento, capitale della cultura 2025, e ci sentiamo partecipi, tutti i comuni della provincia, tutti i sindaci, nel cercare di sostenere questa bellissima iniziativa che può essere di traino e di volano per la nostra economia, per la cultura, per quello che rappresenta Agrigento e la provincia di Agrigento. Quindi la sua presenza oggi qua è a testimoniare proprio la grande collaborazione che ci deve essere da ora ai prossimi anni. Una festa ricca e intensa di programmi dedicati all'agricoltura, con dei convegni ma anche dei momenti di degustazione e di spettacoli vari? Sì, faremo ora una tavola rotonda dove ci saranno degli esperti del turismo, di finanziamenti, vogliamo puntare tanto sui finanziamenti della nuova programmazione 21-27, si parlerà di agricoltura, si parlerà di pesca con docenti universitari, perché vogliamo investire anche su questo per migliorare, anche se ce ne fosse bisogno, il prodotto sempre di più. E accanto a questo ci sono tanti eventi folcloristici, eventi musicali e cabaret. C'è un impegno costante anche da parte del Galsicani, cui voi fate parte? Assolutamente sì, col Galsicani, con il dottore Palamenchi lavoriamo in sinergia per cercare di non creare doppioni, per esempio tra le aree interne e il Galle, cercando di lavorare veramente in sinergia per rilanciare questo importante territorio che secondo me può avere grande potenzialità ma ancora non è sfruttato appieno. Lei è un sindaco attivo, quali altre iniziative in campo? Ma in questo momento stiamo mettendo in atto tutti i finanziamenti che abbiamo ricevuto nel corso degli anni precedenti, li stiamo attuando, quindi abbiamo un ufficio che si sta occupando anche di intercettare e di progettare sui fondi del PNRR e anche su altre risorse che la Regione ci metterà a disposizione. Guardiamo con attenzione la nuova programmazione 21-27 che ci darà la possibilità, almeno per quanto ci dicono gli assessorati regionali, ci sarà una ripartizione dove a questa la nostra area interna spetteranno 80 milioni di euro. Sindaco di Agrigento presente a questa 36esima manifestazione della Sagra di Bivona in segno di collaborazione come Agrigento capitale della cultura. Sì, Lusingato è stato invitato dal sindaco Cinà. Bivona è una nostra realtà importante proprio dal punto di vista agroalimentare, la pesca di Bivona ormai sapete bene è conosciuta in tutto il mondo e oggi mi sta a dimostrare che non ho sbagliato assolutamente a coinvolgere l'intera provincia nella candidatura dell'Agrigento capitale della cultura 2025, perché Bivona ha sicuramente è un punto di riferimento per noi della provincia e penso che il nome di Agrigento va avanti anche nel mondo grazie proprio a questa realtà. C'è stata qualche critica per lo statuto, sindaco, per lo statuto, qualche critica per lo statuto? Siamo in democrazia e ognuno può esprimere quello che vuole.
la CAIP, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, e anche qui a partecipare anche come sponsor alla Sagra della Pesca di Bivona, un evento importante anche per l'economia che rappresenta nel territorio agrigentino. Bivona con la sua pesca, ma non soltanto con la pesca, con il suo territorio meraviglioso, solo la strada per arrivare qui è un'esperienza, è una vacanza solo la strada. Bivona sicuramente è un pezzo importante della nostra offerta turistica, a maggior ragione ovviamente quando si fanno eventi importanti come questi che servono per promuovere un territorio che ha grandissime potenzialità. Oggi come oggi l'offerta turistica di lusso è l'offerta che propone delle esperienze esclusive di qualità, il nostro territorio è particolarmente vocato, noi ci stiamo lavorando e sicuramente Bivona e la sua pesca e la sua eccellenza come tutte le altre del territorio sono lo strumento, sono il nostro petrolio per meglio dire. Si degusteranno anche dei prodotti questa sera, non poteva mancare, a base di pesca. Ecco, cos'è che potranno assaggiare chi viene a visitare la Sagra della Pesca di Bivona? Sì, certo, questa sera per la Sagra della Pesca effettivamente la pesca è la regina della serata, quindi stasera tutto a base di pesca. Iniziamo con una sangria bianca a base di pesca, poi passeremo con un risotto con pesche e un dessert con una mousse di pesche e di ricotta con coulis di pesca. Ora nella cucina moderna iniziamo a utilizzare anche la frutta per la preparazione anche di pietanze salate, quindi la frutta anche ora rientra pure per le preparazioni come primi, risi e altre pietanze. Parliamo di questa iniziativa, oggi un convegno interessante inserito nell'ambito della Sagra della Pesca di Bivona. Ecco quanto è importante, diciamo, la pesca anche per l'economia non solo agrigentina ma anche siciliana. Ma è un fatto estremamente importante perché oggi attraverso i prodotti agricoli esclusivi come la pesca di Bivona si può valorizzare un intero territorio e quindi muovere l'economia anche di parti, di aree interne della Sicilia che da un punto di vista geografico sono meno avvantaggiate di altre che si trovano lungo la fascia costiera, quindi organizzare una sagra, parlare di un prodotto è molto importante perché si fa conoscere questo prodotto al di là dei confini comunali o territoriali. Ecco, è un prodotto particolare quello della pesca di Bivona rispetto alle altre pesche? Sì, è un prodotto particolare intanto perché è un prodotto che si è originato in questi territori, è un prodotto che ha a parte il colore della polpa bianca, ha una consistenza della polpa molto particolare e soprattutto ciò che è esclusivo, possiamo dire, sono gli aromi, i sapori, quello che viene chiamato in termine tecnico le caratteristiche organolettiche, che sono sicuramente, io non voglio dire migliori di altre, ma diverse rispetto a molte altre ed esclusive di questi frutti. Voi siete dei commercianti, raccogliete le pesche di Bivona e le esportate. Ecco, ci parli un po' di questo lavoro, del gradimento che ha la pesca di Bivona nei mercati nazionali e internazionali. Sì, io rappresento l'azienda Parlapiano Sicilia. Il mio ruolo in azienda è quello di vendite e marketing. Da un po' di anni abbiamo inserito questo prestigioso frutto, la pesca Bivona GP, presso i maggiori gruppi della grande distribuzione organizzata. Devo dire che sta avendo tanto successo perché è un prodotto veramente dalle caratteristiche organolettiche uniche. Subito i nostri clienti sono rimasti soddisfatti dalla bontà del frutto e poi da questo sapore veramente unico. Quindi diciamo ha avuto tanto successo nella GDO e la stiamo commercializzando presso i maggiori gruppi della GDO. Le richieste da dove arrivano in particolare? Allora, il mercato di riferimento sono soprattutto i supermercati italiani, quindi i maggiori gruppi della GDO nazionale, che stanno apprezzando tanto il prodotto e quindi lo hanno inserito presso i reparti ortofrutta dei maggiori gruppi appunto dei supermercati.